La lite in giostra, poi la violenta rissa alla Sagra di Vigonza, coinvolti 30 giovani, il sindaco e le famiglie, vigilate sui vostri figli. Per la serata conclusiva potenziati i controlli con carabinieri e polizia locale. Venditore ambulante di fiori rapinato a Santa Maria dei Battuti a Treviso. Ecco il video dell'aggressione da parte della baby gang di 7 giovanissimi. Il via alla violenza da parte di una ragazza che sferra all'uomo 2 calci. Ha danneggiato i macchinari di una lavanderia automatica ed è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno identificato grazie alle telecamere. È successo a San Biagio di Callalta. Omicidio di Nicoletta Rottaro, questa mattina in carcere l'incontro di Eric Zorzi con la sua legale che sta facendo analizzare dai periti l'audio della notte della morte della 39enne e valuta la perizia psichiatrica. Dopo una lettera al sindaco di Vidore e la minaccia da parte della mamma di Alex Marangona di incatenarsi davanti all'abbazia, il comune ha deciso di non fare il palio nel luogo in cui è morto il 25enne. Approvato dalla giunta comunale di Padova l'accordo con l'azienda ospedaliera, gli agenti della polizia locale verranno visitati nelle strutture in cambio di controlli all'ospedale. Cresce al Lido l'attesa per l'inaugurazione ufficiale di stasera dell'81esima mostra del cinema di Venezia. Tanti veneziani alla proiezione del film restaurato di Vittorio De Sica, L'oro di Napoli. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma apriamo con una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione ed è quella dell'ennesima tragedia della strada che si è verificata nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di San Stino di Livenza e di Porto Gruaro. Sono stati coinvolti 5 mezzi pesanti. Questo è il primo incidente con 2 autisti rimasti feriti, ma qualche minuto più tardi, sempre nello stesso tratto della A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste, un secondo incidente ha causato una vittima per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un'auto. A perdere la vita è stato l'automobilista. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, ma purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente dell'auto che ha targa slovena. Sul posto è intervenuta la polizia stradale ed il personale dell'autostrada. Ed ora andiamo a Vigonza. Dopo la rissa che ha coinvolto più di 30 giovani, il sindaco ha aumentato i controlli in vista dell'ultima serata della Sagra paesana. Una trentina di giovani coinvolti in una rissa alla Sagra di Vigonza, proprio vicino alla sede degli Alpini, già bersagliata da vandali ignoti la scorsa settimana, come vi avevamo raccontato. La scintilla che infiamma parte alle 11:30 di martedì sera. Bottiglie e vassoi che volano. Fortunatamente non sono state coinvolte famiglie con bambini. Ieri sera c'è stato questo attacco fulmineo tra 2 bande di fatto di ragazzi che poi si è sviluppato nei pressi della sede degli Alpini, perché alcuni di loro hanno cercato rifugio proprio dagli Alpini. I carabinieri che erano di presidio qui nella Sagra sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno anche individuato e fermato alcuni di questi soggetti coinvolti. Ora il sindaco Boscaro ha predisposto un piano di sicurezza con vigili e carabinieri coinvolti, una misura presa a malincuore per una festa di quartiere fatta per regalare qualche ora di svago. È veramente un peccato far festa tra famiglie, come è sempre stato, con le pattuglie lì piantonate in mezzo alla Sagra che devono verificare che qualche farabutto non rovini la festa alle famiglie. Ieri sera hanno rischiato anche di fare del male a delle persone che passavano, quindi veramente oggi l'allerta è massima. L'appello che fa il primo cittadino è rivolto ai giovani e alle loro famiglie. Di teste calde le abbiamo sempre avute qui come dappertutto, ma quando anch'io che ho 30 anni ero giovane, i nostri genitori veramente erano dei maestri e presidiavano queste situazioni e erano veramente degli esempi e ti rimettevano in riga quando era giusto rimettersi in riga e ti facevano notare le cattive compagnie. Oggi vedo che c'è un rilassamento. Abbiamo visto anche ieri, mi hanno detto i carabinieri, che un genitore di questi ragazzi coinvolti
è andato ad affrontare a muso duro la pattuglia dei carabinieri, quasi a giustificare il figlio davanti a un evento del genere. Quindi questo non può esistere. E continuiamo a parlare di baby gang perché c'è il video dell'aggressione al venditore ambulante di fiori, aggressione che si è verificata poi seguita da una rapina a Treviso in un negozio in Santa Maria dei Battuti. Vediamo. Ecco il video dell'aggressione al venditore di rose picchiato e derubato dalla baby gang nella bottega 24 di piazza Santa Maria dei Battuti la notte di domenica 18 agosto. L'audio non si sente, ma le immagini in questo caso parlano molto di più delle stesse parole. I 7 giovani, 4 maschi e 3 ragazzine, dai 15 ai 18 anni, se la prendono con l'ambulante. C'è un'accesa discussione, ma a dare il via al pestaggio vero e proprio è una delle ragazze che gli sferra un primo calcio e poi un secondo più violento quando l'uomo è a terra. Dopo spunta pure un coltello con il quale il bengalese viene costretto a consegnare il denaro che ha con sé, 150 euro. Pare che uno dei bulli voglia fermare l'amico, ma alla fine i ragazzi se la ridono come se nulla fosse accaduto. In mano tengono le rose rubate al venditore, uno mette in bocca qualcosa. Cosa? Non si sa. I 7 sono stati identificati dalla polizia e denunciati per rapina aggravata in concorso. Arrabbiato e amareggiato il titolare del negozio. Arrabbiato e anche deluso, rassegnato, ecco, diciamo, più che deluso, rassegnato, perché anche se abbiamo le telecamere li troviamo in flagrante, dopo alla fine non vengono mai sanzionati a dovere come dovrebbero. Vandalismi e danneggiamenti sono all'ordine del giorno, racconta, ma un episodio così grave è la prima volta che accade, tanto che comincia a pensare di chiudere anche questo punto vendita dopo quello di Via Manin. E quello è il periodo degli europei, quando l'Italia ha vinto gli europei, ho dovuto chiuderlo definitivamente perché mi hanno divelto le macchine completamente, tutte e 3. Il timore è che nonostante siano stati individuati ed ora debbano rispondere di quanto fatto, per vendicarsi i ragazzi tornino e facciano ancor peggio. Magari per i picca questi ragazzi prendano di mira il negozio, vediamo, stiamo a vedere, altrimenti sono costretto a chiuderlo, anche se era un servizio che davo alla cittadinanza di Treviso anche abbastanza importante, perché all'interno abbiamo anche un accordo con Latte Soligo dove portiamo il latte fresco tutti i giorni, anche per le signore, per le mamme che magari si dimenticavano di comprarlo al supermercato. Insomma è un punto di riferimento anche per le forze dell'ordine che durante la notte trovano un posto dove bere un caffè dignitoso. Ed ancora da Treviso siamo a San Biagio di Callalta, ora dove un uomo ha danneggiato i macchinari di una lavanderia automatica perché la macchinetta non gli aveva dato il resto. Vediamo. Accecato dalla rabbia, ha preso a calci e pugni la gettoniera della lavanderia self-service facendo danni per almeno 3.000 euro. È accaduto in piazza da Pra, a San Biagio di Callalta, all'interno di una lavanderia automatica. Una violenza gratuita e senza motivo che si è trasformata in una denuncia per danneggiamento dopo che il titolare ha raccontato l'accaduto ai carabinieri che grazie alle immagini di videosorveglianza hanno identificato l'uomo. È un episodio che rattrista la comunità di San Biagio di Callalta. Si tratta pur sempre di un fenomeno isolato e circoscritto. Il cittadino non è residente nel comune di San Biagio di Callalta, ma si trovava nel nostro territorio appunto di passaggio. Ci tengo a ringraziare le forze dell'ordine, in particolare il comando dei carabinieri di San Biagio di Callalta, che in modo tempestivo ed efficace sono riusciti a individuare da subito il colpevole. Ma colpisce ancora di più il fatto che si tratti di un giovane di soli 26 anni, di origini campane, si trovava temporaneamente in trasferta nella Marca per motivi di lavoro. È chiaro che questi episodi di ira, soprattutto in età giovane, sono sempre più frequenti e pongono noi amministratori in una posizione di riflessione per cercare delle politiche che siano all'avanguardia verso i giovani. Con i carabinieri il giovane si sarebbe giustificato dicendo che la macchina non gli aveva restituito il resto e così è scattata la violenza. Ed ora il femminicidio di Nicoletta Rotaru, questa mattina in carcere l'incontro tra Eric Zorzi, ex marito della donna, con la sua legale, che sta facendo analizzare dai periti l'audio della notte della morte della 39enne nella loro abitazione di Abano Terme.
Mentre Nicoletta Rotaru era morta in bagno, Eric Zorzi ha prima chiamato il 118, poi come se nulla fosse si era messo a sistemare la casa cercando di pulire le lenzuola, usando dell'aceto e stendendole fuori dal balcone. Il suo atteggiamento era sembrato freddo e lucido. Per 7 mesi ha continuato a vivere nella casa di via Rocca Appendice fino all'arresto avvenuto il 22 marzo scorso. La procura, oltre all'audio della notte dell'omicidio, numerosi file recuperati dal PC e dal cellulare di Nicoletta che raccontano le violenze dell'ex marito, materiale che ora la difesa dell'uomo sta sottoponendo al vaglio dei periti, come spiega la legale del 42enne accusato di omicidio volontario aggravato. Adesso io ho dato tutta una serie di incarichi, ho fatto tutta una serie di domande a cui attendo risposta. Ovviamente anche i miei periti sanno che il margine massimo è la prima decina di settembre e quindi stanno lavorando tantissimo. Solo dopo che mi daranno certe risposte io potrò decidere se affrontare una corte d'assise popolare, peraltro, perché oppure fare un abbreviato, anche condizionato, appunto, come dicevo ieri, a una perizia psichiatrica su Eric, perché io lo vedo, lui parla ancora della moglie al presente. La legale ha incontrato il suo assistito in carcere in vista dell'udienza preliminare il prossimo 17 settembre e non esclude di poter richiedere per lui una perizia psichiatrica. L'ho visto più provato rispetto all'altra volta, anche perché questo tam-tam mediatico ovviamente lo fa molto preoccupare anche per le sue bambine. In questo momento Eric è tutto indirizzato nella sua difesa perché vuole bene alle sue bambine e sa che tutto questo sta facendo soprattutto male a loro. Le legali della famiglia di Nicoletta Rotaru invece ipotizzano addirittura che il 42enne abbia premeditato il delitto dell'ex moglie, non accettando la sua nuova relazione e il fatto che lei a breve sarebbe andata via di casa con le figlie. E dopo la lettera al sindaco di Vidore e la minaccia da parte della mamma di Alex Marangon di incatenarsi davanti all'abbazia, il comune ha deciso di non fare il palio paesano nel luogo nel quale è morto il 25enne di Marcon. L'amministrazione comunale di Vidor ha concordato con gli organizzatori del palio, la Prolocola Vidorese e il Parico che la manifestazione 26esimo Palio Assalto al Castello in programma 7-8 settembre 2024 si terrà in piazza Zadra, via Piave, fronte al municipio, quindi in piazza di Vidor. E quindi non coinvolgeremo il territorio, l'abbazia e il territorio dell'abbazia. Quindi abbiamo cambiato il programma. La decisione comunicata dal sindaco di Vidor arriva dopo le dichiarazioni di Sabrina Bosser, la mamma di Alex Marangon, il 25enne che proprio in quell'abbazia ha perso la vita 2 mesi fa e sulle cui cause non ci sono ancora risposte. La donna è andata su tutte le furie all'idea che quel luogo fosse ancora una volta teatro di iniziative o eventi come il Palio. Per questo aveva scritto anche al sindaco. Non vogliamo che venga aperta l'abbazia al pubblico per fare qualsiasi evento. È una cosa scandalosa che abbiano solo pensato di aprire l'abbazia per questo. Sabrina e il resto della famiglia non si danno pace, soprattutto perché sembra che dalla morte di Alex siano state commesse alcune leggerezze, dice. Prima fra tutte la celebrazione di un matrimonio il giorno seguente alla scomparsa del ragazzo. Lei è stata una cosa scandalosa, con tutte le forze dell'ordine, tutti i soccorritori. In mezzo a tutto questo è stato fatto un matrimonio. È stato fatto un matrimonio nella chiesa dove è stata celebrata questa cerimonia, questo rito. Cioè noi stiamo combattendo perché venga messo sotto sequestro l'abbazia, e sono 2 mesi, venerdì, e questi fanno eventi come se niente fosse. Alex aveva partecipato a un rito spirituale nella notte tra il 29 e il 30 giugno insieme a una ventina di persone, compresi 2 curanderos colombiani, gli ultimi ad averlo visto vivo. Il corpo è stato ritrovato il 2 luglio sul Greto del Piave, a 4 chilometri dall'abbazia. Oggi la famiglia non ha ancora alcuna risposta e la versione fornita dai testimoni non li convince. Alla mattina alle 11 avevano già sistemato tutto quanto dentro la chiesa e abbiamo le prove, abbiamo delle foto e
e quindi siamo sicuri che là è stato spostato tutto. Intanto dalla procura è emerso che la traccia di sangue trovata nell'auto di Alex risulterebbe scarsamente rilevante. In settimana dovrebbe arrivare l'esito dell'esame tossicologico sul corpo del ragazzo. A Padova, ora dove è stato approvato dalla Giunta l'accordo con l'azienda ospedaliera, gli agenti della polizia locale verranno visitati nelle strutture del nosocomio padovano in cambio di controlli per la sicurezza. Approvata la delibera in giunta a Palazzo Moroni che sancisce l'accordo tra comune e azienda ospedaliera che prevede l'erogazione di visite psicoattitudinali per gli agenti di polizia locale in cambio di pattugliamenti nell'area dell'ospedale di Via Giustiniani. Ancora mesi fa il sindacato UIL aveva denunciato che dal 2016 non erano state effettuate visite agli agenti della polizia locale per valutare l'idoneità a detenere un'arma. Ora ci sono le date per le visite, il 10 e 24 settembre. Saranno 250 gli agenti valutati dai professionisti dell'azienda ospedaliera padovana. Il protocollo dunque prevede presidi quotidiani da parte di una pattuglia a piedi di agenti in divisa per garantire la sicurezza della zona ospedaliera, con pattugliamenti mattina e pomeriggio in orari diversificati. L'accordo è sottoscritto per un anno, ma ci sono i presupposti perché venga rinnovato. È un accordo direi molto importante perché tutti noi, insomma, no? E tutti voi che appunto per qualche motivo frequentate l'ospedale di Padova, ci si rende subito conto della come dire, confusione, ecco, se posso usare questo termine, che c'è per quanto riguarda appunto la circolazione delle auto, i parcheggi e quant'altro. Allora c'è un ottimo lavoro da parte dei volontari, i vigili nonni, no? Un ottimo lavoro, però c'è necessità anche di avere una presenza, come dire, istituzionale e in questo senso l'accordo diventa assolutamente fondamentale per noi per garantire un certo ordine all'interno dell'area ospedaliera sia nella circolazione sia nell'utilizzo dei parcheggi. Mostra del Cinema di Venezia, cresce dunque l'attesa per l'apertura ufficiale. Questa sera ci colleghiamo subito con i nostri inviati, Lorenzo Maier con Nicoletta Rizzetto. A te Lorenzo, buonasera. Sì, buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio nel cuore del red carpet e all'interno del Palazzo del Cinema e abbiamo scelto per questo collegamento proprio il momento topico, perché stanno per attraversare questo tappeto rosso Monica Bellucci e Tim Burton, che sono i due ospiti più attesi della serata inaugurale. Non so se riusciremo a farveli vedere di passaggio in questo TG, ma casomai nei prossimi collegamenti li vedete. Una mostra che si è aperta con grande entusiasmo da parte dei fan, in coda da questa mattina per avere la postazione migliore per strappare un autografo, una foto, un selfie ai tanti divi che stanno arrivando un po' alla spicciolata. Il cerimoniale è rispettato e tra qualche minuto Sveva Arviti dichiarerà ufficialmente aperta questa 81esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Abbiamo sentito anche il prefetto che ha raccontato come il servizio d'ordine stia funzionando ed è tutto sereno, quindi da questa sera ci sarà anche il Leone d'Oro a Signor Juver e poi il film inaugurale e parleranno questi 21 film in concorso da questa sera fino al 7 settembre, protagonisti al Lido. Tanti ospiti, il ministro San Giuliano, ma se sei d'accordo Marta lancerei il servizio sull'anteprima di ieri sera, l'Oro di Napoli, che è stato il primo evento ufficiale di questa mostra. Se non hai altre domande ti restituisco la linea. Del film L'Oro di Napoli, restaurato in 4K, è stato il primo evento ufficiale dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In sala tantissima gente, tutto esaurito, con tanti veneziani e grande emozione, spiega il restauro il regista Andrea De Sica.
nipote. Un'emozione molto grande e inedita, perché il fatto che Alberto Barbera abbia invitato questo enorme film di mio nonno a fare una preapertura della Biennale in occasione dei 50 anni della sua morte vuol dire che il più grande festival di cinema italiano ama e omaggia un grande del cinema che è stato Vittorio De Sica e che lo è stato anche per Venezia. Sfortunatamente io sono nato dopo la morte di mio nonno, però ho avuto un grande maestro che è stato mio papà, Manuel De Sica. Sono contento oggi, in assenza di mio padre, aver fatto io il primo restauro, diciamo, della mia vita e di portare avanti questa eredità culturale. Questo restauro è avvenuto con la grandissima partecipazione di Aurelio De Laurentiis e Cinecittà, che diciamo, è intervenuta con i suoi mezzi economici e tecnici per fare un grandissimo restauro digitale 4K che spero apprezzerete. In sala, tra gli altri, oltre al direttore Alberto Barbera, che ha voluto fortemente questo gesto in occasione dei 50 anni della morte di Vittorio De Sica, anche il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, nonché Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e proprietario del film. A curare il restauro fondamentale Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà. Sono felice di poter dire che Cinecittà è un'eccellenza nel campo della conservazione e del restauro dei film. In questo caso era un negativo con molti graffi, macchie e poi il color grading per rimettere a posto anche tutta la parte dei chiaroscuri e della fotografia. E stasera è splendente. È perfetto. Noi se non restauriamo e non conserviamo bene rischiamo di perdere dei film per sempre. E naturalmente nelle prossime edizioni torneremo a collegarci con il Lido di Venezia per questa passerella che dà l'avvio alla mostra di quest'anno, previste numerose star di Hollywood sul red carpet. Cambiamo tema, ora andiamo a Vicenza perché la prefettura ha lanciato 2 nuovi bandi per l'accoglienza dei migranti in tutta la provincia, 1.800 posti in 2 anni. L'immigrazione accende scintille politiche. Il dibattito è sempre molto caldo, anzi scottante. A Vicenza la Lega punta il dito contro l'Europa, accusata di aver lasciato sola l'Italia nella gestione dell'accoglienza. Negli ultimi anni l'Italia è stata lasciata sola nell'ambito dell'integrazione e dell'immigrazione regolare, con una serie di difficoltà in termini di gestione, sconfusionata molto spesso, e anche di integrazione effettiva nell'ambito lavorativo e sociale. La Lega chiede priorità per le famiglie vicentine, venete, italiane. Ma sul fronte dell'immigrazione il Partito Democratico critica il governo di centrodestra. A dispetto di quello che sostenevano in campagna elettorale Salvini e Meloni e che oggi, che sono al governo, non stanno facendo, ovvero quello di bloccare gli sbarchi tramite anche la Marina Militare, con i blocchi navali, oppure rimandare a casa tutti praticamente. Non lo stanno facendo perché? Perché non si può fare. Intanto, sulla rotta dell'accoglienza, la Prefettura di Vicenza pubblica 2 nuovi bandi. Si stima la necessità di reperire 1.800 posti in 2 anni in tutta la provincia per stranieri richiedenti protezione internazionale già presenti nei centri di accoglienza straordinaria. Un numero che tiene conto dei richiedenti asilo già ospitati e dell'esigenza di fronteggiare eventuali nuovi arrivi. Si privilegia la microaccoglienza e l'importo complessivo supera i 180 milioni di euro. Ma al di là dei dati tecnici resta il confronto politico sempre molto acceso. Secondo noi, secondo me, secondo il Partito Democratico, gestire i flussi cosa vuol dire? Vuol dire accoglienza diffusa, un'accoglienza diffusa che non crei ghetti e soprattutto integrazione. E l'integrazione deve avere assolutamente 2 cardini, che si chiamano istruzione pubblica e si chiama lavoro. Nel 2024, dal 1 gennaio al 28 agosto, gli sbarchi sono stati circa 40.600, molti meno rispetto ai 113.000 nello stesso periodo del 2023 e i 55.000 del 2022. Una diminuzione del 60% che certifica l'impegno deciso, concreto, pragmatico del governo e del ministro degli interni Piantedosi su questo fronte. Dall'altra parte è fondamentale e assolutamente strategico continuare a sviluppare una politica estera intelligente, come ci ha concesso negli ultimi mesi di portare a casa accordi con Albania, Egitto, Tunisia e muovere l'Unione Europea, che da troppi anni dormiva su questo fronte, in una gestione intelligente, razionale e suddivisa del tema dell'immigrazione.
E in chiusura un servizio relativo all'arte e alla cultura, perché dopo quasi 5 secoli alle Gallerie dell'Accademia di Venezia è stato ricomposto un soffitto ligneo che Giorgio Vasari aveva dipinto per un palazzo sul Canal Grande dalla fine del Settecento. I vari pezzi erano andati dispersi in varie collezioni. Vediamo. Questo soffitto ligneo fu dipinto da Giorgio Vasari nel 1541 a Venezia per una stanza di Palazzo Corner Spinelli, un edificio che i Corner, tra le famiglie più influenti e nobili della città, aveva da poco acquistato dalla famiglia Lando sul Canal Grande. A metà Settecento però le opere furono smontate e trasferite altrove, quindi vendute singolarmente. Ora, a 5 anni dalla sua realizzazione, il soffitto del Vasari è stato ricomposto alle Gallerie dell'Accademia al termine di un lungo percorso di acquisti in Italia e all'estero iniziato negli anni '80 per iniziativa del Ministero della Cultura e degli istituti territoriali veneziani. 12 metri quadrati di tavole dipinte divise in 9 scomparti, con le 5 virtù: fede, speranza, carità, pazienza e giustizia, e 4 putti agli angoli della sala. Delle 9 tavole ne sono state recuperate 8, ma sostanzialmente l'opera si può dire è tornata assieme ed è ora visitabile alle Gallerie dell'Accademia. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.